partita tra Nuorese e Tuttavista. Questa volta non si fa la diretta live, si registra e stasera la manderò in differita. Collaboratori Giuseppe Bellai di Ozieri e Roberto Solinas di Sassari. In campo Nuorese e Tuttavista. Tuttavista, Sanna, Solinas, Bamboni, Bartelli, Marcic, Atlas, Dessì, Simone Mameli, Giovanni Sacca, Luca Mameli, Meloni. In panchina collaboratore Massimiliano Pina, Masala, Rodriguez, Pietro, Caggiu, Rizzo, Beppe, Podra, Oggiani, Caro. Nuorese, Ruggio, Rivera Publio, Steni, Peana, Manfredi, De Lucas, Franco Ruggeri, Moro Pedro, Cocco, Piretta, allenatore il signor Luca Ruggani. In panchina Carta, Brundu, Passalenti, Graffo, Nereo, Pitera, Mauro Ruggeri, Aru, Nicola Moro. Questa è la terna arbitrale. Tra poco inizierà la partita, ricordo. Stasera sarà trasmessa la differita, anche se quando trasmetto sembra che sia una diretta, ma è solo una differita. Minuto di raccoglimento. Tra poco si inizierà. Ecco. Ecco che si inizia. 9 secondi dall'inizio tra la Nuorese Calcio e il Tuttavista Galtellì. Palla al portiere del Tuttavista in possesso di palla. Rimessa per il Tuttavista Galtellì. Bravo il portiere in possessorsi del pallone. Adesso il Tuttavista va in avanti.
nulla di fatto. Anche questo all'arbitro rigore, l'arbitro ha detto assolutamente no. Palla fuori, calcio d'angolo per il tutta vista Valtelli. Allora dal calcio d'angolo vediamo, sicuramente porterà la palla al centro. Lancerà al centro verso i propri compagni. Galtelli in possesso di palla, nulla di fatto. Palla al portiere. No, le ho pulite. Sporca sono? Mi sono distratto un po' rispondendo a una signora. Qui non ci si può distrarre, assolutamente no. Rimessa per lei, per la Norese. Punizione, fallo dell'attaccante. Non sono d'accordo quelli della Norese. Andiamo da tutta vista, si difende bene. Bel passaggio, il campo troppo lungo. Ricordiamo, sto registrando la partita, poi verrà trasmessa in differita. Francesco, cosa ha preso il palo? Il palo ha preso? No, no, all'esterno.
Questa è la prima azione effettuata dalla Nuorese, ha perso il palo esterno. Rimessa per la Nuorese. Con la Nuorese in possesso del pallone. Rimessa, palla fuori, è stato il giocatore del Nuorese a portare il pallone fuori dal terreno di gioco. Rimessa per tutta vista, si incarica il portiere. Francesco Sanna si chiama il portiere. Sanna. Passaggio sbagliato verso l'avversario. Tiro completamente fuori, il tiro del giocatore della Nuorese. Come si chiama quel numero? Quello che ha tirato, come si chiama? Il nero. Il nome straniero. Tadeu. Moro Tadeu. Tadeu. San Bassardo. Oh, rispondi ad Andrea, dille che siamo in differita. Andrea non va diretta, non si può. Allora potete tancare, si intende su Mantesi, puoi chiudere anche così. Parla, dì. Vai. Andrea, senti. Andrea. Sotto il Marco Franco, continua con Giovanni. Non va essa diretta che non pensa a Nuorese. Mandare bolla differita. Se la sempre registrare normalmente. Sveglia. Questo risponde anche chiuso, capito? Rimessa per la Nuorese, ricordo il risultato a 10 minuti dall'inizio, è 0-0. Ancora rimessa laterale per la Nuorese. E siete convinti di andare a Tisetti in cui?
Ancora le squadre si stanno studiando, non c'è una supremazia tra una e l'altra. Punizione, non mi sembrava così grave, il discorso che accentuano certe volte i giocatori. Anche l'arbitro ha capito che non era grave la situazione, infatti non l'ha manco ammonito. Punizione per la Nuorese. Pericolo per la tutta vista. Rimessa da parte del portiere della tutta vista. Palla fuori, rimessa per tutta vista Galtellì. 15 minuti sono trascorsi, risultato bloccato sullo 0-0. Palla altissima. Bisogna molto dribblare sotto porta, basta uno sbaglio.
e l'avversario ne approfitta. Rimessa per la Nuorese. Punizione a favore di Tutta Vista. Palla all'indietro. I 19 minuti sono trascorsi, il risultato 0-0 tra Nuorese e Tutta Vista per il campionato di promozione Girone B. Seconda partita. La prima Tutta Vista l'ha disputata con l'Alghero. Risultato di parità 2-2. Negli ultimi minuti Tutta Vista era in svantaggio, negli ultimi minuti ha pareggiato i conti con l'Alghero. Anche questa caduta era un po', i giocatori di Tutta Vista volevano qualcosina di più, invece calcio d'angolo come poc'anzi. Stessa cosa era successo pochi minuti prima, caduta in aria e l'arbitro ha dato il calcio d'angolo.
rimessa, anzi punizione. Rimessa per il tutta vista. 22 minuti sono trascorsi dall'inizio del primo tempo. Bellissima azione del tutta vista, purtroppo la palla non ha centrato allo specchio della porta, un'occasione sprecata per il tutta vista. Francesco, chi è che ha tirato? Chi ha tirato? Calcio d'angolo questa volta per la Nuorese, anzi no, rimessa, scusate, rimessa laterale. Palla al centro, tiro debole da parte dell'attaccante della Nuorese, facile per il portiere Sanna. Punizione. Punizione a favore della Nuorese. Palla indietro verso il proprio portiere. Nulla di fatto. Palla in possesso della Nuorese. Buon ripallo per il tutta vista, vediamo se ne sa approfittare, invece non. Anche in questo caso la Nuorese diciamo che la Nuorese ha un più possesso di palla, ma un'occasione più ghiotta ce l'ha avuto tutta vista, fil di palo. Anche la Nuorese ha preso il palo esterno, scusi, mi dimenticavo.
ammonito il giocatore del Tuttavista, Baratelli, scusate. Calcio d'angolo. Non è calcio d'angolo, di nuovo mi sono sbagliato, è rimessa laterale. Un'altra punizione a favore della Nuorese. Sono trascorsi 30 minuti, il risultato ancora solo 0-0. Nulla di fatto manco questa volta. Rimessa laterale per la Nuorese. (31 minuti, ancora 0-0), il risultato ancora non è stato sbloccato, parità. Punizione evidente del giocatore del Nuorese. La parata del portiere Ruggiu.
Buona occasione per la Nuorese che non ha saputo approfittare, il tiro è andato completamente fuori. Il portiere ha aspettato così tanto poi per mandarla fuori, tanto valeva respingerla subito. Però non rese in attacco, non riesce a penetrare la difesa del Tuttavista che regge bene. Comunque bel traversone, non è riuscito il giocatore ad agganciare il pallone. I 37 minuti sono trascorsi, il risultato sempre bloccato sullo 0-0. 37 minuti e 30.
punizione dell'attaccante dell'Annurese. Un altro tiro alto, quindi messa dal fondo per il Tuttavista. Molto il giocatore dell'Annurese, forse per proteste. Abbiamo dato enorme di vantaggio, anche se poi immediatamente hanno perso il pallone, il giocatore ancora a terra. Comunque Annurese verso l'area di Tuttavista comunque. Giocatore della Tuttavista a terra. Si tratta del numero 10. Il numero 10 Mameli Luca.
rimessa, bravo il giocatore che ha evitato che sia lui a toccare il pallone, in quanto il giocatore dell'Anorese faceva di tutto che non toccasse l'avversario per ottenere il calcio d'angolo. Non è passato il pallone, bella l'idea del giocatore del tutta vista. Siamo così alla fine, 44 minuti sono trascorsi, il risultato è solo 0-0. È finito il primo tempo. Finito il primo tempo, 1-0, 0-0 scusate, 0-0.
Ma qui il bagno non ce n'è. Di là, dove c'è il bar.
Ecco che inizia il secondo tempo, risultato 0-0. Punizione a favore della Nuorese. Oh, sempre i soliti sono i soliti. No, non ci sono state sostituzioni. Punizione per la Nuorese. È stata fischiata prima la punizione per fallo dall'attaccante.
Sono trascorsi 6 minuti dall'inizio del secondo tempo. Rimessa laterale. Otto minuti sono trascorsi. Sempre 0-0. Ancora un tiro di attaccanti dell'Enurese, anche questa volta molto alto, fuori misura. Sostituzioni. Per l'Enurese entra il numero 14 Mereu, no, Passalenti, ed esce il numero 14 Passalenti. Rimessa da parte del portiere Sanna della tutta vista Caltellì. Chi è che ha fatto l'azione? Aquas. Il numero? 6. Di poco alta sulla traversa, no? Tirato Aquas.
giocatore a terra da tutta vista, punizione. Come potete vedere la Nuorese sta attaccando di più, anche se non ha fatto delle azioni degne. Ma bisogna stare attenti a tutta vista che in contropiede è stato molto più pericoloso della Nuorese. Nulla di fatto, rimessa dal fondo. (12 minuti nel secondo tempo). Un altro tiro sbilenco da parte degli attaccanti che non hanno saputo approfittare anche questa volta di un'occasione palla fuori rimessa dal fondo, calcia il portiere Sanna della tutta vista. Fino adesso non abbiamo visto una Nuorese degna del nome, piuttosto abbiamo visto una tutta vista che in contropiede ha messo in difficoltà la Nuorese. Diciamo che la Nuorese ha molto più possesso di palla rispetto al tutta vista. Calcio d'angolo per tutta vista Galtellì. Nulla di fatto anche in questa volta. A tutta vista affronta la Nuorese senza timore, in quanto è stata data come favorita alla vittoria del campionato. L'anno scorso è retrocessa dall'eccellenza. Non mi sembra cosa sia successo al giocatore del tutta vista. Grande sbaglio del portiere. Il portiere ha fatto una grandissima cazzata ed è stato anche fortunato perché il pallone non è entrato, toccato la traversa, non ha superato la linea di porta. Svista del portiere del tutta vista che per poco
non faceva una frittata, il pallone l'ho anche superato, stava per andare in rete, sfortunato nel passaggio, fortunato perché il pallone non è entrato, anche se i giocatori del Nuorese reclamavano che il pallone fosse già dentro. Anche questa volta i giocatori del Nuorese reclamano il rigore. Quando vedete l'immagine, potete vedere dal vero, vedere e rivedere cosa sia o meno. Ci sono degli sbagli un po'. Nel Nuorese effettua un cambio. Il numero 18 al posto. Chi è il numero 18? Ruggeri al posto di Tadeu, del giocatore di colore, il numero 9 Tadeu, entra il numero 18 Ruggeri. Non ha fatto granché il numero 9 Tadeu, è stato sostituito da Ruggeri. Rimessa laterale da parte della Nuorese. Ancora un giocatore metto da vista, questa volta il giocatore della Nuorese è stato sanzionato con un giallo. Il giocatore si dovrebbe essere fatto un po' male, richiede soccorso dei sanitari. Acqua magica. Quanto siamo al 20°? Sì, al 20°. Risultato ancora 0-0. Chi è quello a terra? Chi è? Quello che è a terra? Qua non lo conosco, sì. Cambio. Cambio per il giocatore infortunato.
Russo. Russo per Ruladel, come si chiama questo? Rudelat. Sicuramente ha detto qualcosa all'arbitro, gli ha riferito il segnaline, ha richiamato l'arbitro, il segnaline che era 2 passi. Il giocatore è ancora a terra, entra il numero 20. Il numero 20 Cau, vediamo poi chi è il giocatore infortunato, è ancora a terra, deve essere qualcosa di grave perché non si rialza. Viene segnata la posizione, però il giocatore è ancora a terra. Bella domanda! Bella domanda da fuori! Si riprende il gioco, la punizione è tutta vista. Regola del vantaggio, la palla era in possesso dell'Anorese, l'arbitro non ha fischiato la punizione. Non c'è nessuno, non c'è nessun compagno per il passaggio all'indietro. Sono trascorsi 24 minuti. Ancora 20 minuti alla fine dell'incontro. Punizione per la Norese. Centro, ancora una ghiotta occasione per i giocatori della Norese. Il giocatore numero 11 non è riuscito a abbassare il tiro, è andato sopra la traversa da buona posizione, non è riuscito a schiacciare, il pallone è andato alto. Rimessa. I tiri devono essere sempre respinti dalla difesa e sta andando di tutto per tutto la Norese. Si ha come possesso di palla, come
di tentativi di tiro, nessuno è andato a buon fine. Meno male. È tutta vista in attacco. Ha tirato fuori Simone Mameli. Il tiro anche lui poco preciso in questo caso. 28 minuti, il tempo passa, il risultato ancora non si sblocca, 0-0. Vediamo una Nuorese sempre in attacco, ma ecco che entra Caggiu, il numero 15 Caggiu. Vediamo chi esce. Caggiu, il risolutore della partita con l'Alghero, all'ultimo minuto ha pareggiato i punti con l'Alghero, ha segnato Caggiu. Chi è uscito, scusa? Francesco, chi è uscito? Solinas. È uscito Solinas, è entrato Caggiu, Salvatore Caggiu. Rimessa per la Nuorese. Vediamo se il tutta vista riuscirà a portare a termine questa azione. Rimessa per la tutta vista. Sono trascorsi 30 minuti, un quarto d'ora alla fine del tempo, alla fine della partita. Punizione ancora, una punizione per il tutta vista Galtellì. A due passi. Ha avuto una grossa occasione tutta la vista. Ancora alto il tiro, degli attaccanti della Nuorese. 31 minuti sono trascorsi.
L'arbitro assegna una punizione fuori dall'area. Rigore gli ha dato. Ah? Come gli ha dato rigore? In più c'è anche l'espulsione. C'è anche l'espulsione, mi sa. Di chi? L'Argentina. Sì, rigore e l'espulsione. No. Tutta vista non si meritava di certo. Ha giocato benissimo, anche se rigore. Chi è il numero 11 che il numero 11 chi è? Della Nuorese? Il numero 11 chi è che calcia? Il numero 11 Piredda. Certo, vincere di rigore non è armi pari sicuramente. Quell'espulso chi è? Quell'espulso? Argentino. Ah? Marcin. Piredda contro Sanna. Calcio di rigore concesso dall'arbitro e l'espulsione del giocatore del tutta vista in 10. Bella! Palla fuori, palla fuori, palla fuori. Piredda ha mandato il pallone fuori, si è salvato tutta vista. Si è salvato tutta vista. Un rigore dubbio. Ghiotta occasione. Ghiotta occasione per la Nuorese che ha sprecato con un rigore fallito da Piredda. Punizione per il totavista. 36 minuti sono trascorsi, il risultato sullo 0-0. La Nuorese non ha saputo approfittare del rigore assegnato e ha tirato la palla fuori dalla sfera della porta. Rimessa laterale.
Si è fatto rubare la palla il giocatore di tutta vista.